Di questi tempi si fa un gran parlare di esportazione, ma l'esportazione è solo un fatto di prodotto e prezzo oppure anche una componente strettamente legata al marketing? E se così fosse, qual è il tipo di marketing che si può fare per le aziende italiane su mercati poco conosciuti? Ecco, questa è la domanda che ci siamo posti e la ricerca che abbiamo fatto e che oggi presentiamo intende proprio esplorare le modalità con cui le aziende si avvalgono del marketing all'estero e se si avvalgono del marketing e quali aspettative pongono sotto questo punto di vista. Questa nostra ricerca, questo nostro investimento lo presentiamo quest'oggi alle piccole e medie imprese del Nord-Est e lo mettiamo a disposizione proprio per gli approfondimenti successivi come vedremo. Ecco, possiamo affermare che le risposte che sono emerse dalla ricerca sono per noi molto soddisfacenti e ci offrono delle visioni e delle interpretazioni che possono essere utili. Infatti, per esempio, uno dei dati principali che abbiamo visto, il 32% delle aziende intervistate sarebbe intenzionata ad esportare, ma è poco strutturato. Il 24% delle aziende esportatrici, poi, lavora senza nessun piano di marketing e di comunicazione. E questo è un dato che va letto con una certa preoccupazione, perché pone l'azienda a rischio di perdere questo fatturato senza consolidare la sua presenza sul mercato. Altro dato importante che abbiamo visto è che il 40% degli esportatori comunque non utilizza gli strumenti in rete, non fa internet, non usa il web. Ed infine merita segnalare ancora, ricordare ancora che il 47% degli esportatori abituali avrebbero interesse ad migliorare le loro strategie di comunicazione, soprattutto in chiave digitali. La ricerca di cui parliamo oggi è una ricerca interessante, i cui dati sono anche confortati peraltro dall'ultima rilevazione dell'Istat riguardo al censimento dell'industria dei servizi. È una ricerca che abbiamo compiuto con metodologia CAWI, quindi con interviste via web attraverso le email personali di presidenti, direttori, amministratori delegati o responsabili delle imprese, in particolare del Nord-Est, con focus sul Friuli Venezia Giulia e sul Veneto. La parte interessante di questa ricerca è che la totalità delle aziende intervistate è vocata all'estero, di cui una parte, circa un 60%, già con diverse percentuali sta attuando delle politiche di esportazione o di aggressione di mercati esteri e un 30% circa non lo sta facendo in questo momento, ma in potenza lo desidera fare. Ci sono dei vincoli naturalmente che le aziende che già esportano o che desiderano esportare stanno in questo momento provando o temono farà parte della loro esperienza. In particolare per quanto riguarda appunto questi vincoli si distingue tra vincoli esterni all'azienda e sono soprattutto i problemi relativi alla mancanza di supporto delle istituzioni italiane, ai vincoli legislativi, agli adempimenti amministrativi, a tutta la marea di azioni burocratiche che devono essere fatte soprattutto dall'Italia e d'altra parte vengono prese in considerazione anche i vincoli cosiddetti interni dell'azienda, fra i quali giocoforza, considerate le dimensioni delle nostre imprese, delle nostre PMI, è principalmente assenza di risorse finanziarie adeguate, ma anche nell'assenza di personale che abbia delle capacità adeguate al rapporto con l'estero.